La corsa verso Casugana si arricchisce di un nuovo concorrente, la lista Treviso Civica, nata dall'unione tra Città Mia, gruppo già presente in Consiglio Comunale con 3 rappresentanti, e l'associazione Siamo Treviso. Tra i punti principali del programma, ridare slancio ed eticità all'azione amministrativa e favorire la partecipazione e la responsabilità dei trevigiani nella gestione della città. Le risorse? A livello europeo i fondi non mancano, basta sapere come e dove cercarli, spiegano i promotori di Treviso Civica, tanto che promettono di portare a Treviso 20 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Una nuova idea di fare amministrazione tutti assieme, con un lavoro comune, partecipato, da proporre ai cittadini. Noi di Treviso Civica abbiamo un programma di 20 punti sintetizzati tra le immense priorità che sono da fare in questa città, e alcuni punti di questo programma sono fondamentali nella nostra idea di amministrazione, quindi noi vogliamo restituire dignità e risorse prima di tutto alla scuola, alle persone che lavorano nella scuola, agli insegnanti, agli operatori della scuola, e fare delle scuole un centro di vita per la città e per i quartieri. Vogliamo restituire gli spazi che adesso sono vuoti alla città, e su questo abbiamo dei progetti precisi che presenteremo alla città durante questa campagna elettorale. Abbiamo l'esigenza di recuperare delle cose non fatte, quindi istituire per esempio un ufficio nell'amministrazione comunale che vada a intercettare quei fondi per le smart city, per i progetti culturali, per i progetti turistici, che qui nel comune non c'è mai stato. 20 milioni di euro nei prossimi 5 anni porteremo a Treviso, anche creando questa struttura. Alle prossime elezioni comunali di fine maggio la nuova lista appoggerà il candidato sindaco del centro-sinistra Giovanni Manildo. Franco Rosi, leader di Città Mia, infatti, boccia le aggregazioni di liste civiche sul fronte opposto, dietro la figura di Massimo Zanetti. Gli obiettivi sono senz'altro di cambiare un'amministrazione che ha addormentato Treviso, quindi il nostro obiettivo è svegliare questa città e dargli un impulso che merita. Allora, il civismo, il vero civismo è tutto di qua, l'altro civismo è un civismo di opportunismo. Dopo che ho visto che i sondaggi davano grande spinta alle liste civiche, ho visto che i partiti si sono smembrati e hanno fatto molte liste civiche. Spero che i cittadini sappiano riconoscere.